Due valanghe nella giornata di oggi. Una si è staccata sul passo della Sentinella. Sul posto il Pelican di Bolzano, che ha individuato la persona rimasta per fortuna sopra la neve. 28 anni, di Venezia, trascinato per circa 300 metri e che, ferito ad una gamba e imbarellato per prudenza, è poi stato trasportato all'ospedale di Brunico. L'altra valanga sulla Tofana di Roses, 200 metri circa sopra il rifugio Giussani, dove erano presenti diversi sci alpinisti, con una ragazza, 27 anni di sul mezzo, trascinata a valle per 150 metri e portata poi all'ospedale di Belluno per un sospetto trauma alla schiena. Volevamo fare un piccolo promemoria, un ricordo a tutti i frequentatori dell'ambiente innevato di questi ultimi giorni, di fare molta attenzione perché abbiamo un manto nevoso ancora importante con accumuli da vento e soprattutto le condizioni che cambiano in modo repentino dalla mattina, dal primo mattino fino a metà mattina, primo pomeriggio. Quindi fate molta attenzione, occhio ai pendii esposti al sole perché l'irraggiamento gioco forza fa cadere la neve che in questo periodo è anche molto pesante, quindi fate molta attenzione e buon divertimento a tutti. Scattati gli allarmi in entrambe le situazioni è intervenuto l'elicottero dell'Air Service Center convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, che ha trasportato anche squadre di soccorritori e unità cinofile, cui è stata affidata la bonifica delle superfici interessate anche al fine di assicurarsi che non vi fossero altre persone coinvolte.